7 consigli su come liberarsi della negatività in casa. Come eliminare le negatività che si accumulano in casa. Ecco i consigli e i rituali da eseguire per purificare gli spazi che abitiamo. La nostra casa è il nido accogliente dove rifugiarsi dal mondo, ma con il tempo può assorbire le energie negative. Come liberarsene e far tornare la casa un luogo piacevole e rilassante. Ecco come togliere la negatività in casa con alcuni piccoli rituali di benessere. Faranno bene alla casa ma pure a noi, creando momenti di pace e riconnessione con noi stessi e lo spazio che abitiamo. Quando eseguire i rituali di purificazione, la pulizia energetica della casa andrebbe eseguita a cadenza mensile per eliminare le negatività e ristabilire le vibrazioni positive negli ambienti, ricreando l'equilibrio che con il tempo tende ad alterarsi. Purificare la casa con il suono. Mai sentito parlare di bagno sonoro? Fa bene a noi ma pure alla casa, creando onde sonore che producono un profondo benessere al nostro corpo e una pulizia energetica dell'ambiente. Usate le campane tibetane, meglio se al mattino presto alla sera. Quando potete ritagliare un momento di silenzio e relax. Bastano pochi minuti e pochi rintocchi per avvertire subito gli effetti benefici. La salvia bianca caccia via la negatività. Trovate i mazzetti di salvia bianca già pronti in erboristeria oppure potete farli da soli legando insieme delle foglie secche con uno spago. Date fuoco a un'estremità e poi soffiateci sopra perché continui a bruciare dolcemente emettendo il fumo purificatore, ma senza la fiamma. Tenetelo acceso in casa per mezz'oretta. Come usare gli incensi? Anche l'incenso funziona in modo simile alla salvia bianca. Sceglietelo naturale e fatelo bruciare dolcemente in ogni ambiente della casa, spostandolo di tanto in tanto, senza tralasciare nessuna stanza e procedendo con un movimento circolare in senso orario. Pietre che purificano. Il quarzo. Servitevi del potere delle pietre per purificare gli ambienti della casa. La scelta migliore è il quarzo, che esiste in tante varianti. Dopo aver scelto le pietre, mettetele sotto il getto d'acqua fredda per pulirle in profondità e poi sistematele in vari angoli della casa. Il momento migliore per farlo è una notte di luna piena o luna nuova. Ripetete il mese seguente. Il potere dei fiori. Chiedete aiuto alla natura per purificare la casa dalle energie negative. Raccogliete petali di rosa, camomilla, margherite, aggiungete foglie di alloro o di arancio, rametti di lavanda e qualche stecca di cannella. Lasciate in infusione. Filtrate e poi usate l'acqua per pulire la casa. L'azione purificante dell'aceto. Acqua, sale e aceto. Sono solo questi gli ingredienti per un rituale di pulizia tra i più semplici ed efficaci. Mescolateli in un secchio e usate la mistura per lavare la casa, pavimenti, infissi, portone d'ingresso, bagno e persino i mobili. Se vuoi saperne di più, chiedi al Santone di Avella.